La corrente elettrica che salta improvvisamente in un territorio vasto 5 comuni, con conseguenze inevitabilmente pesanti, dagli ascensori bloccati ai semafori in tilt. Quasi 3 ore di caos tra Castelfranco, Castello di Godego, Vedelago, Resana e Altivole. Nella città del Giorgione i problemi maggiori, anche perché qui ha avuto origine il problema. Tra i primi a esserne informati il sindaco Stefano Marcon. Un guasto alla centrale primaria di San Floriano, dove la linea da 180.000 volt o 380, adesso non ricordo bene, viene trasformata a 20.000 e ha creato un blackout in città e nei comuni limitrofi. Un guasto che ha provocato anche un principio di incendio, di cui l'intervento anche dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato poco dopo le 8, immediato l'invio dei tecnici Enel per cercare di riallacciare la corrente, mentre negli edifici pubblici gli ascensori si bloccavano con utenti impauriti all'interno e il traffico andava in tilt per i semafori non funzionanti. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze gravi. Semafori ed ascensori, ripeto, anche i vigili del fuoco sono entrati operativi in tempo reale e hanno mitigato il danno, diciamo così. Sono cose che purtroppo possono succedere. Sindaco in sopralluogo alla centrale. Se gran parte delle situazioni critiche erano risolte poco prima delle 11, la normalità è stata ripristinata totalmente soltanto in tarda mattinata.